A Feltre è stato inaugurato il nuovo Ponte delle Corde, collegando la frazione di Villaga a sud. Questa struttura rappresenta il rifacimento e il consolidamento del vecchio ponte. L'assessore ai lavori pubblici, Andrea De Bona, ha sottolineato l'importanza di investire in strade, ponti e muri che sono stati trascurati per troppo tempo a Feltre. Questo nuovo ponte non solo beneficia Villaga ma anche l'intera comunità. A Castelcucco, stamattina alle 7:30, un automobilista alla guida di una Citroën C4 ha notato fumo provenire dal cofano del veicolo. In breve, il motore ha preso fuoco. Il conducente è riuscito a fermare l'auto in tempo e mettersi in salvo, chiamando quindi i soccorsi. Asolo, Replay, il marchio internazionale di denim del gruppo Fashion Box di Asolo, ha inaugurato il suo secondo negozio monomarca al Cairo. Questa apertura fa parte della partnership con Ego Fashion Group, una società di vendita al dettaglio. Il CEO di Fashion Box, Matteo Sinigaglia, ha dichiarato che con l'apertura prevista di un terzo negozio entro la fine dell'anno nell'area commerciale di Galleria 40, sempre al Cairo, si mira a garantire una solida presenza sul mercato egiziano. Furto in 3 appartamenti a Pedavena sabato scorso. I ladri hanno rubato contanti, orologi, gioielli, tablet e una PlayStation, forzando finestre di 2 unità al piano terra.